E questa è l'impostazione che noi abbiamo dato al nostro piano sociosanitario come centrosinistra, perché crediamo che la dimensione vera di un territorio per non disperdere risorse e per dare servizi debba stare in un bacino fra gli 800.000 e il milione di abitanti, mentre nella testa del centrodestra in parte già sta accadendo. Per loro l'area vasta è un'area vasta sovraprovinciale. Non è un caso che per esempio nella filiera delle cardiochirurgie, le cardiochirurgie in Veneto, nella testa del centrodestra, stanno allocate in Treviso, Padova, Verona, mentre Mestre, pur avendo una sua cardiochirurgia, o Vicenza avendo una sua cardiochirurgia, dovrebbero stare sotto la direzione una di Verona e una di Treviso. Che cosa significa questo? Significa che, voglio dire, il depauperamento delle risorse diverrebbe più grande, perché è ovvio che chi ha il governo di quella filiera, di quella funzione, tende a trattenere per sé quante più risorse possibili e tende a impoverire il territorio che sta sotto di loro. Questo è il rischio che si corre con aree vaste sovraprovinciali. Ho voluto fare un esempio perché vi sia un po' chiaro il disegno che loro avevano nella testa. Mentre per quanto ci riguarda noi diciamo no, noi abbiamo delle ottime cardiochirurgie, Treviso potrebbe continuare ad essere l'elemento di copertura di Belluno perché è una provincia troppo piccola, fa 350.000 abitanti, non avrebbe la capacità di sostenere economicamente situazioni di questo genere, così come Rovigo potrebbe fare riferimento o a Venezia o a Padova, perché è un'altra provincia da 350.000 abitanti, no? Dentro alla filiera. Queste sono le due province venete che andrebbero aggregate alle due province più grandi per fare, come si suol dire, l'ottimizzazione dei servizi e quindi anche la razionalizzazione dei costi e quindi un risparmio. Quindi noi abbiamo lavorato perché la situazione della provincia di Venezia corresse nel binario della costruzione dell'area vasta provinciale. Che cosa abbiamo fatto laddove potevamo ovviamente operare e mettere le mani? Voi tutti sapete che noi abbiamo un unico direttore generale, che definiamolo così, di area, no? Di centro-sinistra, che sta nell'ASL 13 di Dolo Mirano. Con lui abbiamo lavorato perché fra la 13 e la 12, cioè fra Venezia e Mirano Dolo, si cominciasse a lavorare con la costruzione di dipartimenti interaziendali per costruire l'area vasta, intanto quella della cardiologia interventistica, o meglio definita emodinamica, mettendo in rete che cosa? San Donà, Portogruaro, Dolo Mirano, Chioggia, Mestre, Venezia. Questa operazione è quasi conclusa, manca solo che la Regione faccia dei decreti per individuare in via sperimentale un dirigente di area vasta che possa coordinare il sistema della messa in rete delle cardiologie interventistiche, innestata poi ovviamente come direzione centrale sull'eccellenza che abbiamo a Dolo Mirano, ma ovviamente anche sull'ospedale di riferimento che è provinciale, che è Mestre. Insieme a questa operazione di ottimizzazione abbiamo anche costruito l'accordo sempre fra Dolo Mirano e Mestre Venezia sulla cardiochirurgia. Dolo Mirano, per l'eccellenza che aveva nella cardiologia interventistica, aveva anche un'attività di cardiochirurgia, cioè ha una sala operatoria dedicata e, voglio dire, due equip dedicate agli interventi di cardiochirurgia programmati, quindi non quelli anche le urgenze, ma soprattutto quelli programmati, cioè quelli che si possono decidere nel tempo e non nell'immediato perché c'è un'emergenza, un'urgenza. Anche qui l'accordo è quasi chiuso, si tratta solo che la Regione definisca la questione economica rispetto ai medici
valano circa 180.000 euro all'anno, però insomma anche lì dovremmo arrivare a una conclusione. Per dire che cosa? Per dire che pur essendo all'opposizione, la nostra idea abbiamo tentato di costruirla laddove avevamo la possibilità di gestire un rapporto che fosse un rapporto che ci consentisse di fare degli atti concreti, quindi non solo scrivere parole in una proposta di legge, ma anche provare a vederla attuata e vederne poi gli effetti. Le due situazioni più drammatiche che noi viviamo nella nostra provincia sono la 10 e la 14. La 14 è quella di Chioggia Piove di Sacco, che però è stata smembrata. Piove di Sacco è stata collocata su Padova e Chioggia è rimasta da sola come un'unica ASL, un cattivo esempio di sanità, perché insomma è abbastanza difficile pensare che un ASL copra un territorio di 60.000 abitanti e non di 200.000-300.000, però così la maggioranza ha voluto, e quindi Chioggia adesso è lì da sola, no? Copre una rete di 60.000 abitanti, e poi abbiamo la 10, cioè la nostra, che soffre dal 2002, cioè dall'approvazione della prima delibera sulla razionalizzazione e la riduzione dei posti letto, di 4 presidi ospedalieri, quando nella delibera allora dicemmo non ce ne possono essere più di 3, devono essere allocati in Portogruaro, San Donà, Jesolo, e quindi lì si diceva, nella premessa di quella delibera, che per portarli a 3, siccome la maggioranza non voleva cancellare la convenzione con la casa di cura di San Donà, la proposta che usciva era quella di dire: va bene, allora lasciamo che l'ospedale di Jesolo sia un ospedale pubblico a gestione privata, cioè nel senso che domani mattina chi va a gestire la struttura privata che dovesse andare a gestire, cioè la casa di cura a Jesolo, non glielo vendiamo l'ospedale, tra l'altro perché è ubicato, voglio dire, in una zona molto pregiata di Jesolo, perché è fronte mare, siamo in spiaggia, che non gli salti il matto dopo 2 anni di dire: vabbè, vendo la struttura, lo apro da un'altra parte, ci faccio una bella speculazione edilizia e ho risolto il problema, cosa che invece ha in mente il centrodestra anche riferito all'ospedale unico. Quali sono? Allora, lì abbiamo lavorato per 3 anni perché questa cosa avvenisse. In realtà dopo 7 anni nulla accade. C'è stato un tentativo di Tosi di stringere la convenzione della casa di cura Rizzola, portandola da 130 posti letto a 95, quindi penalizzandola, per dire: vabbè, tu non vuoi andare a Jesolo, io comincio a stringerti i cordoni della borsa fino a quando ti faccio morire e tu poi alla fine chiuderai. Nel 2007 si fa questa delibera, l'applicazione doveva essere il 2008, la regione prova ad applicarla, la casa di cura fa ricorso, dice: non mi hai dato il tempo sufficiente per ristrutturarmi e quindi io ti chiedo il tempo sufficiente. Il tale Consiglio di Stato gli dà ragione, la regione prende la sentenza, dice: bene, ti do altri 6 mesi. Nel frattempo gli dice: però non ti pago le prestazioni che hai fatto per i posti letto che avevi, perché applico la delibera di 95. Altro ricorso, il TAR gli dice: no, tu devi pagare tutto fino a quando non c'è l'applicazione della delibera, e quindi le prestazioni che loro hanno fatto tu ASL le devi pagare. E questo è il contenzioso. Sulla base di questo contenzioso, ovviamente con noi che urlavamo un po' come delle aquile dicendo: è indecente perché questa situazione dei 3 presidi ospedalieri del San Donatese comporta uno sperpero di denaro di circa, noi abbiamo stimato, fra i 5 e i 7 milioni di euro buttati all'aria, buttati al vento, che potevano invece essere reinvestiti dentro ovviamente al sistema delle prestazioni, del miglioramento delle prestazioni nel San Donatese e nel Portogruarese. Si è invece preferito continuare così. È delibera della giunta regionale di 8 giorni fa invece la riproposizione di una nuova scheda per la casa di cura Rizzola,
dove si passa dai 95 ai 105 posti letto, cioè si riaumentano di 10 posti letto.